Viaggi in mongolfiera per ammirare dall'alto il santuario e funivia aperta anche la sera. Decolla il progetto Tramonti di Montallegro per valorizzare il luogo sacro che domina Rapallo. Da lunedì il Tigullio collegato con il Cristoforo Colombo di Genova, messo a disposizione da ATP l'Airport Shuttle con 6 corse giornaliere andate e ritorno tra Portofino e lo scalo genovese. Consegnato agli alunni della terza F della media di San Domenico di Cesena l'edizione 2018 del premio Bontà Don Nando Negri, riconoscimenti per i medici Pierluigi Bruschettini e Giorgio Dini. Festa di fine anno per il doposcuola di Cicagna. I bambini di diverse nazionalità in questi mesi hanno potuto imparare anche l'arte dei burattini in un esempio concreto di integrazione e divertimento. La messa solenne in onore di Santa Cecilia eseguita nella chiesa di Santa Maria di Nazareth. Oltre un centinaio di artisti tra coro, orchestra e solisti si sono esibiti a Sestri Levante. Torna a Chiavari il Miglio Blu, questa mattina l'inaugurazione, riaperto il tratto di mare sotto la collina delle Grazie riservato a tutti i nuotatori. Il percorso è segnalato da boe ed interdetto alla navigazione. Buonasera a tutti e bentornati a Tigullio. Oggi si chiama Tramonti di Montallegro ed è il progetto di valorizzazione del santuario che sorge alle spalle di Rapallo. Promosso dal Comune, prevede la possibilità di effettuare dei viaggi in mongolfiera per ammirare il santuario dall'alto, ma anche di raggiungerlo con un servizio serale di funivia. Un progetto finanziato con i proventi della tassa di soggiorno per una spesa preventivata di 70.000 euro. Sentiamo. Rapallo è una città che in 7 minuti ti porta dal mare ai monti. Ecco, noi questa esperienza abbiamo voluto rappresentarla con questa mongolfiera che appunto in 7 minuti raggiunge l'altezza che ti consente di vedere un meraviglioso panorama serale e le luci di Montallegro. Con il biglietto della mongolfiera tu hai il biglietto e vuoi provare il giorno dopo insomma, la funivia. L'altro punto è quello di tenere aperta per queste 2 sere, che questo è sicuro, fino alle 9 di sera la funivia per poter venire in questo specie di teatro naturale che c'è ai piedi del santuario, sia Vittorio Sgarbi sia Poretti, in 2 incontri che peraltro hanno sempre a che vedere con la natura religiosa e laica di questo meraviglioso posto. L'appuntamento è per il 20. Allora, gli appuntamenti per il 20 sulla mongolfiera, quindi vedremo un 20, 21, 22 luglio e 3, 4, 5 agosto la mongolfiera che partirà dal campo Macera perché ha bisogno degli spazi ampi. L'acquisto del biglietto per la mongolfiera avverrà allo yacht di Rapallo sul lungomare e vedrà incluso anche il ticket di andata e ritorno sulla funivia. Gratuito. Il costo sarà di 15 euro inclusa la funivia e di 10 euro per i bambini sotto i 12 anni. Novità turistiche per Montallegro, ma rimane la devozione a Maria. Assolutamente sì, e tanto novità anche per me, nel senso che le sto vivendo per la prima volta insieme al Comune di Rapallo che le sta vivendo per la prima volta. Certamente Montallegro offre uno scenario fantastico, diventa una location per avvenimenti di nicchia e straordinari, ascolti importanti, però non va snaturato e non è il desiderio di nessuno snaturare quello che Montallegro offre, cioè l'incontro con Maria e attraverso Maria l'incontro con Gesù. È per questo che la gente sale su a Montallegro e questa è la storia dei pellegrini, la storia dei fedeli, la storia dei devoti che incontra a Montallegro una madre e come ogni figlio viene a chiedere grazie. Il lungo lavoro di restauro delle 2 casse processionali di Anton Maria Maragliano, San Francesco che riceve le stimmate e le tentazioni di Sant'Antonio Abate, sarà al centro dell'incontro in programma questa sera in Cattedrale a Chiavari. A partire dalle 21 sarà illustrato il recupero delle 2 opere che sono state ricollocate nelle nicchie laterali al fianco dell'altare maggiore, vedete le immagini. Dopo i saluti del Vescovo e del Sindaco interverranno Roberto Timossi del Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo, realtà che ha finanziato buona parte dei lavori di restauro, e Vincenzo Tinè, sovrintendente dell'Archeologia delle Belle Arti e del Paesaggio per la Liguria.
L'intervento sarà illustrato dalle curatrici Paola Traversone, storica dell'arte della sovrintendenza, e dalla restauratrice Margherita Levoni. Seguirà il concerto Anton Maria Maragliano e la musica della sua epoca a cura della Superba Chamber Orchestra, diretta da Danilo Marchello con il soprano Lucia Cortese. Durante il concerto saranno proiettate le immagini delle diverse fasi dell'intervento di restauro. E in questi giorni è stato effettuato con successo un intervento conservativo sul Cristo degli Abissi, un bene culturale sommerso nella baia di San Fruttuoso a 18 metri di profondità. Il lavoro ha visto per la prima volta affiancati tutti i corpi sommozzatori dello Stato in veste operativa e non di emergenza. Intanto state vedendo le foto. Quindi in campo vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, guardia costiera, polizia di Stato, marina militare, oltre naturalmente alla sovrintendenza. Un intervento a costo zero, poiché è rientrato nelle previste esercitazioni per mantenere l'operatività subacquea. Quest'anno c'era anche ARPAL con una squadra di biologi marini subacquei che aiuteranno a studiare i microrganismi che si insediano sul Cristo. Sulla statua è stata usata una idroprudittrice collegata ad un compressore in modo da far saltare i microrganismi senza dover intervenire in modo aggressivo sulla patina del bronzo. Un lavoro di squadra a beneficio di un bene culturale unico. Il Cristo degli Abissi infatti è il punto che registra il maggior numero di immersioni di tutto il Mediterraneo. Cambiamo tema, si chiama Airport Shuttle, navetta per l'aeroporto, il nuovo servizio messo a disposizione da ATP. Da lunedì prossimo e per i mesi estivi un bus collegherà le località del Tigullio occidentale, Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo con lo scalo genovese Cristoforo Colombo. Scopriamo come funzionerà. Prenderà il via lunedì il nuovo collegamento tra il Tigullio e l'aeroporto di Genova. L'Airport Shuttle, questo è il nome del servizio messo a disposizione da ATP, collegherà tutti i giorni la Riviera di Levante con il Cristoforo Colombo, con 6 corse giornaliere previste per le andate e altrettante per il ritorno. I due capolinea del nuovo servizio saranno Portofino e l'aeroporto, per una tratta che viene percorsa in poco più di un'ora. 8 le fermate intermedie: Paraggi, Covo di Nord-Est, Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana, Rapallo, Corso Matteotti, Rapallo Stazione, Rapallo Campo da Golf e poi il casello della 12. È un servizio molto importante che testimonia quanto la proattività e la collaborazione fra enti territoriali sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi e anche la quantità dei servizi offerti ai residenti e ai turisti. La prima partenza da Portofino sarà alle 4:10 del mattino, l'ultima alle 17. Per il ritorno la prima partenza da Genova è alle 9:30, l'ultima 30 minuti dopo la mezzanotte. A bordo del mezzo in funzione sarà attivo un sistema Wi-Fi. Il servizio prenderà il via per un periodo sperimentale di 2 mesi. I titoli di viaggio sono acquistabili online sul sito di ATP Esercizio. Il biglietto a bordo di corsa singola costerà 20 euro. Per quanto riguarda i biglietti online, il ticket di andata e ritorno costerà 30 euro. Previsti sconti per un numero maggiore di persone. Devo anche sottolineare un fatto, che veramente l'amore per l'aeroporto che abbiamo noi, l'entusiasmo ce l'ha anche la città metropolitana, i sindaci, il sindaco di Bucci per quanto riguarda l'area metropolitana, ma il sindaco di Rapallo, di Santa Margherita e di Portofino, che sono 3 location note in tutto il mondo, quindi è un fiore all'occhiello poter collegare queste belle destinazioni con un autobus che parte molto spesso, se quasi sempre, dall'aeroporto in orari assolutamente condivisibili e utili ai clienti. Cronaca doppio intervento questa mattina per la Guardia Costiera. Intorno alle 13 una turista che si trovava sulla spiaggia del Gruppo del Sale a Chiavari ha denunciato la scomparsa delle 3 figlie di 10, 11 e 13 anni che si erano allontanate in mare a bordo di una canoa gonfiabile, facendo poi perdere le proprie tracce. Le ricerche sono partite subito con l'ausilio di un gommone, di una motovedetta e di una pattuglia da terra. La canoa è stata intercettata mezz'ora dopo, le 3 bambine erano in un buono stato di salute. Sono state fatte salire sulla motovedetta e portate in porto a Chiavari, dove ad attenderle c'era la mamma. Durante le ricerche l'equipaggio della motovedetta è stato affiancato dal personale medico del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, una collaborazione che è frutto di un accordo stipulato nel 2016 e firmato lo scorso anno e che ha l'obiettivo di garantire una completa attività di soccorso durante emergenze di carattere sanitario. E sempre la Guardia Costiera questa mattina è intervenuta per un problema all'apparato propulsivo di un gozzo in difficoltà vicino alla scogliera davanti a una spiaggia libera attrezzata di Santa Margherita Ligure. A bordo 3 adulti e un bambino di 8 anni. Il soccorso è andato bene, si è risolto con il ripristino dell'avaria.
Arresti domiciliari per 2 rapinatori del Tigullio. Si tratta di 2 chiavaresi di 35 e 38 anni che lo scorso 12 maggio avevano avvicinato un'anziana che stava rientrando a casa nell'area dello stadio comunale di Chiavari e dopo averla confusa le avevano sfilato il portafoglio dalla borsetta. Per garantirsi la fuga, i 2 avevano spinto la signora tanto da farla cadere a terra. Dopo una lunga e attenta attività di indagine, i poliziotti del commissariato chiavarese sono riusciti a ricostruire l'accaduto anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I 2 rapinatori così sono stati arrestati. Cambiamo argomento, ci occupiamo della festa al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno in occasione del 12° anno dall'addio di Don Nando Negri. Al termine della messa presieduta dal Vescovo è stato consegnato il premio Bontà e 2 riconoscimenti ad altrettante figure che si sono distinte nell'impegno per gli altri. Il servizio. Una classe normale di alunni che in seconda media a gennaio dello scorso anno conosce una dura realtà allorquando una grave malattia colpisce una loro compagna. Tutto successo l'anno scorso quando ci siamo salutati per le vacanze di Natale e il 5 gennaio mi chiama la mamma per raccontarmi che Caterina aveva subito gli esiti di una pesante emorragia e con un intervento e le avevano dato poche ore di vita. E in realtà poi Caterina è rimasta in coma dei mesi, sempre con la paura che potesse accadere il peggio, e poi si è ripresa e l'abbiamo capito dal fatto che ha aperto gli occhi e noi le siamo stati vicino durante tutto questo percorso, andando a trovarla in ospedale con 5, 6, a volte 10, 12 ragazzini che improvvisavano dei giochi insieme a Caterina e cercando sempre di coinvolgerla di più. Adesso Caterina riesce a parlare, con difficoltà ma riesce a parlare e sta cercando di imparare di nuovo a camminare. Segnalazione speciale ex equo per il dottor Pierluigi Bruschettini, pediatra e neurochirurgo presso l'ospedale Gaslini di Genova. Dottor Giorgio Dini, per 36 anni medico nel Dipartimento di Ematologia e Oncologia dell'ospedale Gaslini. Come al solito tanti premi e riconoscimenti per i nostri ragazzi. Oggi abbiamo consegnato le qualifiche del percorso triennale ai nostri ragazzi operatore del legno, operatore elettrico e operatore meccanico. Un riconoscimento ufficiale e importante per la loro vita. Ecco, poi questi ragazzi adesso sono pronti per il mondo del lavoro oppure ancora possono sviluppare queste pratiche? Alcuni proseguiranno in un 4º anno o nella scuola statale o nei nostri percorsi IFP, alcuni di loro andranno a lavorare. Le interviste realizzate in occasione dell'anniversario dell'addio di Don Nando saranno riproposte martedì sera nella rubrica Si può dare di più, in onda alle 21:10 sul canale 15 di Telepace. Ora vediamo alcuni appuntamenti religiosi. Sono molte le comunità parrocchiali che in questi giorni celebrano la festa di Nostra Signora del Carmine. La solennità sarà celebrata domani al santuario di Nozzarego a Santa Margherita Ligure. La messa delle ore 11 sarà presieduta dal Vescovo. Nel pomeriggio la messa vespertina alle 17:30 celebrata da Don Gianluca Trovato seguirà la processione. Nella frazione di Arzeno, in Alta Val Graveglia, domani messa solenne alle 18, celebrata dal nuovo amministratore parrocchiale Don Paolo Nicora. Seguiranno la processione, la benedizione eucaristica e un momento di festa sul sagrato. Lunedì a Castiglione Chiavarese il Vescovo presiederà la messa alle 10:30, nel pomeriggio i giochi per i bambini e le famiglie. In serata dalle 20:30 i vespri e la processione, al termine il concerto della banda sul piazzale della chiesa. Festa patronale in onore di Nostra Signora del Carmelo lunedì anche a Lavagna. La messa solenne delle 10:30 sarà presieduta da Monsignor Corrado Sanguinetti, Vescovo di Pavia. In serata alle 21 la processione per le vie della città. Per la parrocchia di San Martino a Caminata di Ne, la festa di Nostra Signora del Carmine è patronale. Domattina la messa alle 10, nel pomeriggio alle 17:30 il canto dei secondi vespri, cui seguirà la processione guidata da Don Andrea Borinato. Domani anche l'ultimo giorno della sagra con l'apertura degli stand gastronomici alle 19:30 e alle 21 musica e ballo. A Moneglia entra nel vivo la solennità del Santo Cristo. Domani mattina alle 10 la messa solenne celebrata da Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi. Alla sera alle 20:45 il vespro presieduto da Don Gianluca Trovato seguirà la processione.
E ricordiamo che domani sera alle 21:30, in occasione della Festa del Carmine a Lavagna, all'Oratorio della Santissima Trinità saranno presentati i lavori di restauro previsti per la cassa processionale. Saranno presenti della Sovrintendenza Paola Traversone e Margherita Allevoni. La serata sarà allietata dal concerto del gruppo vocale Cordis Gaudia. Cambiamo tema, è un bilancio positivo quello del dopo scuola di Cicagna, attivato a marzo grazie all'impegno del Comune e delle volontarie dell'associazione Il Ponte della Cultura. Nel corso di questi mesi ha garantito il suo servizio a decine e decine di bambini residenti in Val Fontana Buona. È un esempio concreto di integrazione. Nei giorni scorsi si è tenuta la festa di fine anno che ha visto la messa in scena di uno spettacolo di burattini. Siamo andati a vedere. Sole, dove sei? Cosa è successo, bambini? Dov'è il sole? L'ho portato via il drago! E come ogni favola che si rispetti, alla fine i buoni sconfiggono il drago e tutti vissero felici e contenti, in pace e armonia. È un racconto di speranza, quello messo in scena dalla piccola compagnia dei burattini del doposcuola di Cicagna, cittadina nell'entroterra di Chiavari, in occasione della festa di fine anno. C'era un draghetto che non aveva più il fuoco, poi era più il sole che aveva tanto fuoco, Sauro è stato catturato, poi Tonio e il padre andavano a salvarlo. Un po' le marionette, muoverle era stato un po' difficile, ma quando ho imparato era facile un po', è stato divertente. A muovere i personaggi e a declamare le battute, le manine e le simpatiche voci di Ismail, Ayat, Layala, Kevin, Pietro, Rashk, bimbi del doposcuola attivo da marzo nel comune della Val Fontana Buona, figli delle numerose famiglie straniere che in questi anni sono venute ad abitare in valle, esempio concreto di integrazione e scambio culturale. Si trovano molto bene anche perché abbiamo praticamente quasi tutte le nazionalità che puoi trovare e quindi si sono integrati molto bene, vanno, anche a scuola vanno insieme, fanno compiti insieme, si aiutano tra di loro e magari gli italiani aiutano quelli cinesi o magari i marocchini o tutti gli altri nell'italiano, nel parlare, nel scrivere. E ognuno di noi appunto ha dato il suo contributo e abbiamo collaborato insieme, poi per fortuna è uscito fuori qualcosa di bello alla fine. Il doposcuola di Cicagna, voluto e portato avanti dalle volontarie dell'Associazione Il Ponte della Cultura, ha potuto contare sull'impegno di Antonio, appassionato burattinaio che da tempo si spende per tramandare ai più piccoli l'arte e i segreti che si celano dietro le quinte del teatrino. Sono sposato, sono venuto qua a vivere qua e ho cominciato a fare quello che facevo all'oratorio. Io recitavo, cantavo, facevo un po' di tutto come si fanno gli oratori normalmente. C'era anche questa cosa dei burattini. Sì, c'eri anche tu, volevo anche lui, c'era anche lui. E ho pensato di farlo anche qua. Ancora cronaca, scontro auto-moto nel primo pomeriggio di oggi a Sesti Levante, intorno alle 14 in Viale Mazzini. Ad avere la peggio il motociclista ha portato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna, le sue condizioni non erano per fortuna preoccupanti, sul posto anche la polizia municipale per i rilievi. Ignora più volte le prescrizioni del giudice, arrestato quarantenne genovese residente a Lavagna. L'uomo era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. È stato portato nella casa di reclusione di Chiavari. La percentuale di raccolta differenziata a Mezzanego ha raggiunto il 68,65%. Negli ultimi 2 anni l'aumento è consistente. Il comune è passato dal 34,25% del 2015 al 58,75% del 2016 sino al risultato dello scorso anno, appunto 68,65%. Ora, spiega l'amministrazione, occorre lavorare per installare nuovi contenitori nelle isole ecologiche e per impedire il frequente abbandono dei rifiuti. Buoni risultati anche a Levi. Nel 2017 il comune ha raggiunto una percentuale di differenziata dell'81,65%. L'amministrazione ha aggiunto una sanzione per chi non ha mai ritirato i sacchi gialli codificati. Inoltre, nel regolamento dell'ecocentro, per evitare che vengano portati materiali non provenienti dal territorio di Levi, il Comune ha inserito l'obbligo per chi li trasporta con un mezzo diverso dalla propria macchina di accedervi soltanto dopo aver compilato una dichiarazione dove viene dichiarato l'origine del rifiuto, ad esempio un trasloco, lo svuotamento di una casa o di una cantina.
La minoranza di Sesti Levante ha presentato oggi un'interpellanza per conoscere le motivazioni che hanno portato al sequestro di un tratto del litorale a ridosso delle gallerie di Sant'Anna da parte dei carabinieri forestali. I consiglieri Sturla, Armanino, Conti, Benedetti, Smeraldi e Stagnaro chiedono tra le altre cose di sapere la tipologia del materiale scaricato, di conoscere il verbale di sequestro, i nomi dei responsabili che hanno autorizzato ed eseguito il lavoro di ripascimento e l'esito delle analisi compiute da ARPAL negli ultimi 3 mesi. Nell'interpellanza si chiede anche quali controlli sono stati programmati per rilevare la presenza di eventuali metalli pesanti nella Baia delle Favole o alla foce del Gromolo. Siamo alla pagina culturale. Un centinaio di artisti, dall'orchestra ai solisti ai cori delle 4 parrocchie cittadine, hanno eseguito nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sesti Levante la messa solenne in onore di Santa Cecilia, composizione del francese Charles Gounod. Siamo andati a vedere, sentiamo. È stata un'esperienza unica, veramente incredibile, perché per me musicalmente è un traguardo, perché comunque insieme a Paolo abbiamo preparato il coro e è stata veramente una cosa unica e poi insomma farlo qui per me ha una valenza particolare, perché è la mia parrocchia e dove presto servizio come organista. Quante parrocchie eravate come coro? Eravamo la parrocchia di Santa Maria di Nazareth, di Sant'Antonio, Santo Stefano del Ponte, Riva, Pila e San Bartolomeo. Bello, bellissimo, da direttore di coro un'esperienza meravigliosa. Certamente quello che richiamava Don Luciano all'inizio è stato il punto centrale ed è il rapporto che si è creato di unione, di amicizia, grazie a Paolo, grazie a Davide, serenità tra noi che abbiamo avuto l'onore di fare i solisti, un'esperienza davvero edificante come persone, non soltanto per l'oggettivo risultato di entusiasmo e di successo. Contento? Ma soddisfattissimo, è un'esperienza di grande emozione, non soltanto per me, ma degli orchestrali, dei coristi che sono stati coinvolti in questo, che possiamo definire veramente un evento. La ripresa integrale del concerto in onore di Santa Cecilia sarà trasmessa questa sera su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 21:10. Ora andiamo a Chiavari, dove questa mattina è stato inaugurato il Miglio Blu, la corsia contrassegnata da boe indicanti le distanze percorse, che consente di nuotare in sicurezza fino alla scogliera delle Grazie nei pressi del Gruppo del Sale. Quest'anno il Miglio Blu è stato dedicato a Marino Ianni, master di spicco della Chiavari Nuoto, pluricampione italiano sia in vasca sia in mare. Vediamo. Un bel sorrisone! Va bene! Tuffatevi! Quanti sono i partecipanti? Una trentina, ecco, siamo soprattutto noi come società, potevamo essere un po' di più, ma gli impegni agonistici ci hanno impedito di essere in maggior numero, anche se abbiamo 3 settori, ma siamo un po' tutti impegnati, ecco. Siamo molto soddisfatti, insieme al Comune e con soprattutto Isabella De Martini abbiamo organizzato questa inaugurazione che teniamo ogni anno, è il Miglio Blu, quindi questa striscia che condurrà poi fino al Gruppo del Sale, diciamo. Sono 1800 metri, 900 andare, 900 a tornare, ed è una bellissima manifestazione che ovviamente prende parte sia ovviamente da noi come Chiavari Nuoto che poi tutta la cittadinanza, ecco. E come si svolge la mattinata?
Ovviamente nuotando, ovviamente i più piccolini faranno un breve tratto, diciamo vicino alla scogliera, mentre i più grandi si cimenteranno in tutto il miglio. E qual è lo spirito che ama questa gara di questa mattina? Ma lo spirito intanto del valore vero dello sport, no? Quello di testarsi, di andare oltre i propri limiti e poi di divertirsi, perché è una giornata di gioco, di allegria, soprattutto per i ragazzi, è una bella esperienza, insomma. Marina Chiavari ha installato in porto un nuovo distributore di gasolio di ultima generazione. Le capacità dei serbatoi sono di 60.000 litri per il gasolio nazionale, 20.000 per quello agevolato e 20.000 per la benzina verde. Un'opportunità, dice il sindaco Marco Di Capua, per le attività commerciali come i battelli e i pescherecci, per tutti i proprietari di imbarcazioni. I diportisti inoltre potranno usufruire del servizio con orario garantito tutti i giorni dalle 8 alle 19. Il servizio, conclude il sindaco, permette al porto cittadino di diventare un punto strategico per il rifornimento in tutto il Tigullio. Come annunciato nei giorni scorsi, il comune di Nè ha provveduto alla pulizia del ponte di Nascio. Le operazioni si sono concluse oggi pomeriggio. Tra le altre cose sono state eliminate erbacce e arbusti, così da tutelare la storica struttura. Il ponte, che vedete nelle foto scattate oggi pomeriggio, venne costruito nel 1766 per collegare Nascio a Cassagna. L'intervento è stato eseguito dalla ditta Fenelli di Rapallo insieme ai volontari di protezione civile del Radio Club Levante. Passaggio di consegne per il biennio 2018-2020 dello Zonta Club Portofino Tigullio Paradiso tra la presidente uscente Antonella Arpe e la nuova presidente Francesca Meus, le vedete nella foto. La cerimonia si è svolta venerdì sera al Circolo Golf e Tennis di Rapallo. Nel gruppo inoltre sono entrate 2 nuove socie, l'architetto Anna Traversaro e la mediatrice civile e sanitaria Emilia Beani, già presidente della FIDAPA del Tigullio. 300 euro sono stati raccolti a Lavagna in occasione di un appuntamento culturale organizzato dall'associazione L'Agorà. Valeria Corciolani ha presentato il suo ultimo libro Non è tutto oro, mentre i giovani artisti Carlotta Sangaletti, Victor Vug e Michele De Robertis hanno esposto le loro opere. Andrea Carlini ha accompagnato la serata con la musica, Veronica Solari ha letto brani e poesie. Il ricavato, questi 300 euro, saranno devoluti per l'acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa Italiana di Lavagna. E ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace con tutti gli appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per domenica 15 luglio. Alle 5.45 sul lungomare di Chiavari, all'altezza della Fontana 8 marzo, verrà eseguito il concerto all'alba, a cura dell'ensemble Archi all'Opera, in rappresentanza del Teatro Carlo Felice. 30 banchetti per la Fiera del Carmine in Via Dante, Via Nuova Italia Lavagna, dalle 8 alle 13. Raccolta straordinaria di sangue dell'Avis Chiavari. L'autoemoteca sarà in Piazza Mazzini, dalle 8.30 alle 12.30. L'Osservatorio Raffaelli ha organizzato un'escursione all'Anello del Cantomoro. Il ritrovo è alle 9 nell'area ex casermette forestali del Montepenna, nel comune di Santo Stefano d'Aveto. A partire dalle 9.40 a Barbagelata di Lorsica si terrà una commemorazione in ricordo del contributo della gente dell'Appennino alla guerra di liberazione dai nazifascisti. Il Festival di fotografia Penisola di Luce volge al termine. L'ultima giornata inizierà alle ore 10 nell'ex convento annunziata di Sesti Levante. Spiagge senza frontiere arriva a Rapallo. I giochi a squadre si svolgeranno dalle 14 nella spiaggia Il Trelo di San Michele di Pagana. Il comune di Portofino organizza una gita al faro per bambini. Ritrova alle 16 presso il teatrino comunale di Portofino. Alla scoperta dell'Eudo, attività per famiglie a cura della Coop Solidarietà e Lavoro. Alle 16 al Museo Palazzo Fasce di Sesti Levante. 1400 quasi 1500 la rivocazione storica nell'antico borgo di Sesta Godano. L'inizio alle 17. Iniziano i giochi senza frontiere al campo sportivo di Ferrara di Moconesi, dalle 20.30. Presentazione del programma di lavori previsti per il restauro della cassa processionale dell'oratorio della Santissima Trinità. Appuntamento alle 21.30 in Via Nuova Italia Lavagna. Passiamo adesso alla giornata di lunedì 16 luglio. Seconda giornata per i giochi senza frontiere al campo sportivo di Ferrara di Moconesi. L'inizio sempre alle 20.30. Carasco sotto le stelle presenta lo spettacolo per bambini Che Idea Show alle 21 nei giardini di Via Piani.
All'interno della rassegna Tiguliana Incontri, la criminologa Roberta Bruzzone dialogherà con il giallista Franco Ferri, Patrizia e Walter Perrone. L'inizio alle 21:20 a Villa Porticciolo di Rapallo. E infine, nell'ambito dello Scali a Mare Pieve Ligure Festival, Massimo Minnella e Franco Piccolo portano lo spettacolo Campo 52, storie di crimini ed amore in tempo di guerra, alle 21:30 allo Scalo d'Emola di Pieve Ligure. Domani pomeriggio dalle 18 alle piscine comunali di Sesti Levante si svolgerà il terzo torneo di pallanuoto spettacolo organizzato dal Lions Club Altavara, Aveto, Graveglia e Sturla per contribuire al progetto Un salvagente per un vaccino. Come negli anni passati, l'intero ricavato sarà devoluto al programma della Fondazione Internazionale Lions, che si prefigge di vaccinare almeno il 95% dei bambini in Etiopia, Madagascar, Mali e Nigeria. L'iniziativa vedrà affrontarsi in vasca pallanuotisti più o meno improvvisati ma desiderosi di contribuire a questa iniziativa benefica. E nell'anno del centenario la Lavagnese Calcio si regala un settore giovanile completamente rinnovato. Passione, professionalità, esperienza ed entusiasmo, queste le parole chiave del progetto a cui hanno lavorato in questi ultimi mesi la prima squadra e la polisportiva Golfo del Tiguglio. La guida tecnica sarà affidata a Luca Cavallo per la scuola calcio e a Simone Basso per il settore giovanile, entrambi uomini di calcio con esperienza a livello professionistico. Mirko Del Santo e Andrea Spaggiari si occuperanno invece della gestione generale del settore giovanile e delle relazioni con le famiglie. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, l'appuntamento ritorna la prossima settimana con il TG13 alle 12:45. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Arrivederci.